Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati a una nuova puntata su Manor Lords dove proviamo l'aggiornamento Major numero 5. Allora signori, siamo sulla mappa, stiamo reclamando Shenfurt come nostra, diciamo come nostra regione collaterale, come potremmo dirla, nostra regione acquisita, ok? E ovviamente con tutte le sue risorse. Qui come siamo messi? Allora, non siamo messi proprio benissimo perché comunque guardate che bello tra l'altro il nostro villaggio, c'è da dire che graficamente questo gioco piscia in testa, se posso essere, alla maggior parte dei giochi gestionali e comunque di costruzione city builder perché sono veramente, cioè guardate che bella, bellissima la valle, sembra di stare lì. Comunque al di là di queste mie considerazioni personali, questo è il nostro villaggio con un accenno di strada secondaria che si è appena originata, però diciamo che non siamo messi proprio benissimo, siamo ancora molto piccoli e ci stiamo emancipando diciamo, in queste puntate, questi ultimi attimi. Comunque guardate che bella con la chiesa qui sopra in cima alla collina che guarda il villaggio. Questa sarebbe una fotografia. È veramente bellissima. Comunque ci stiamo emancipando, abbiamo un nostro esercito, come vedete, da 25 uomini, che non sono tantissimi, però sono abbastanza. Sicuramente non ci difenderebbero da un attacco da parte di altre città, però diciamo che per ora, per ora siamo abbastanza al sicuro. Io non so quando si triggeranno per un attacco a noi, però noi stiamo cercando di fare una corsa contro il tempo per recuperare più armi possibili. Ci siamo buttati nella produzione del ferro e vedremo cosa riusciremo poi a tirar fuori dal cappello per la produzione del ferro, ma in questa puntata, oltre alla rivendicazione di Shenfurt, cercheremo ancora di far fuori i banditi in modo tale da... dove sono? Eccoli qui. In modo tale da recuperare ancora un po' di influenza e di risorse da parte di questi banditi. Un mulino abbattuto. Belle le rovine. Bellissime. E poi bisognerebbe andare anche da questi altri briganti che stanno in mezzo a questo boschetto, ma anche loro potrebbero darci delle soddisfazioni. Quindi a breve lo faremo e poi una cosa che voglio dirvi è che andremo a fare l'upgrade delle case in modo tale da iniziare poi a sfruttare veramente il ferro e la miniera. Ci mancano comunque delle famiglie perché non abbiamo sufficienti risorse, però ragazzi non si può fare tutto adesso, quindi una cosa alla volta e poi andiamo avanti. Le pellicce sono 111. Allora, le pellicce 111 è interessante questa cosa perché io potrei temporaneamente sfruttare il discorso delle pellicce. Allora, fatemi vedere un attimo. Ah, vedi? I lavoratori conciano le pelli per produrre cuoio. Potremmo effettivamente conciare delle pelli per produrre del cuoio. Perché non farlo? Perché non farlo? Ci danno quindi il cuoio, non sarebbe male. Non sarebbe male. Potremmo produrlo, ci manca però il legno, il legname che l'abbiamo utilizzato a dismisura, quindi probabilmente per produrre assi di legno, quindi togliamo il personaggio dalle assi di legno che ne abbiamo ben 85, direi che è sufficiente, magari lo buttiamo nella cava e poi vediamo che cosa fare. Viene di risorsa ricca tra l'altro questa. Ah, giacimento sotterraneo infiniti. È interessante, lo potremmo sviluppare anche questo tipo ehm, di commercio. Commercio. Comunque ragazzi, bentornati. Vediamo quanto riusciamo a resistere a questo gioco. Intanto andiamo a fare subito assembramento qua. Chiamiamo le nostre forze in modo tale poi da poter attaccare. Ecco che si stanno radunando, da poter attaccare poi i briganti. Eccoli qua. Non correte per favore, non ho fretta. Mi hanno detto di mettere la stance su aggressivo quando attacco con lo scudo. Però credo che sia questo forse. Sì, 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 sì. Perché equilibrato effettivamente non conferisce bonus e penalità. Va bene, grazie per la dritta. Allora, signori, allora andiamo avanti con questo gameplay favoloso e vediamo un po' dove arriviamo. Intanto dobbiamo accumulare legno, magari io do un altro operaio per quanto riguarda la produzione del legno, così vado a migliorare.
Bene. Bene, allora vorrei iniziare a potenziare le case. E facciamolo. Materiale di costruzione insufficiente, sì, ci manca il legno, però va bene, adesso punto a farlo ovviamente. Dovremmo comprare anche appunto qualche cavallo o addirittura forse qualche bue. Potrebbe essere buono da portare. Allora, qui ho fatto il discorso delle assi di legno, però in realtà forse le dovrei tenere un po' di più adesso di assi di legno. Allora, fatemi vedere. Allora, sarebbe anche interessante portare le pelli per poi rivenderle, ma direi che non conviene perché il cuoio, a quanto lo rivendiamo? Scusate, 3. Vabbè, direi proprio di no. Ecco, questa roba della compravendita proprio non funziona, non conviene, conviene produrre tutto in homemade. Peccato perché secondo me ci sarebbe interessante vedere questa cosa della compravendita proprio come mercato. Perlomeno in alcuni momenti, ecco, fare che alcune risorse in alcuni momenti conviene importarle e rivenderle piuttosto che... Vabbè, allora sulle assi avevo fatto 40, aumentiamo a 50. E poi devo iniziare a fare anche il guardiaboschi perché, vabbè che ne abbiamo ancora parecchi di boschi, però potrebbero ridursi nel tempo. Qui abbiamo una miniera profonda. Allora facciamola. Solo che adesso non ho famiglia incaricata della costruzione. Lo togliamo da qui. Ok, intanto vediamo se i nostri sono arrivati. Si sono radunati nel punto. Ok, stanno arrivando. Aspettiamo appunto che si radunino in modo tale... Eccoli qua. Ah già, era oltre il fiume, è vero. Questo sarebbe un ottimo campo di battaglia, non per noi, ma sarebbe un ottimo campo di battaglia. Anche scenografico. Allora, mentre la rivendicazione va avanti, qua ci siamo riuniti, più o meno. Ok, stiamo pian piano salendo. Ok, anche l'ultimo è arrivato. Ora la compagnia dell'anello può andare a trovare i banditi. Io direi di andare verso qua, in modo tale da... mentre commerciamo, diciamo così, usciamo dalla radura per combattere. Non so se loro arriveranno prima, molto probabilmente. Vediamo. Vediamo quanto... Intanto litigano fra di loro, si minano. No, si stanno addestrando i maledetti. Noi risaliamo tutta la collina, questo non ci aiuterà sicuramente. Ah, ci dà meno morale essere in mezzo agli alberi. Non so per quale motivo. Loro sono ancora qui, non sono partiti. Ok. Ok, sono partiti. Mettiamo la stance aggressiva e ovviamente gli scudi. Quindi allineatevi. Facciamo più lunghi possibili, dai. Ok. E ora attendiamo. Attendiamo lo scontro. Perfetto ragazzi, intanto che attendiamo lo scontro abbiamo rivendicato una regione, quindi questa regione è nostra. Bene. Bene, bene, bene. Ok, scusate, stavo bevendo qualcosina. Ok, andiamo avanti. Vediamo il combattimento. Ok, si avvicinano. Noi siamo pronti con gli scudi. Guardate che bella questa scena. Ci mancano però gli elmi. Solo alcuni ce l'hanno. Praticamente quasi nessuno. Solo 4 uomini. Ok. Anche in salita, quindi ottimo per noi. Guardate che bello però graficamente. È mostruoso questo gioco. Non c'è niente da dire. Non caricano? Ok, caricano all'ultimo. Ma hanno già una efficacia molto bassa loro. Ok. Perfetto, siamo entrati in combattimento. Fatemi vedere la loro efficacia. Comunque sale subito, secondo me c'è un buff qualcosa, perché non è possibile. Comunque sono già a 16. Bene, dai. Aspettiamo. 15. 14. Dai, 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 dai. 13. E non c'è morto ancora nessuno. 12. Ancora 3 uomini. Mancano ancora 3 uomini. 10, 9. Dai, adesso lasciano. 8, 7, perfetto. Non siamo morti. Ottimo. Allora, andiamo verso questo accampamento e prendiamo le risorse. Se riusciamo a togliere questa stance
sarebbe meglio. Ok, andiamo verso l'accampamento e poi proseguiamo andando, tanto siamo ad agosto, quindi dovremmo farcela, andando a prendere questi altri briganti in modo tale da recuperare più risorse possibili e sicuramente recuperare più denaro. Oh mio Dio, cos'è successo? Non abbiamo... no ragazzi, aspettate. Ok, ok, ok. Ah, ok, 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 era calibrato su questo. Mi sono un attimo spaventato. Ok, perfetto. Siamo 8 mesi e 4 di cibo. Allora, noi dovremmo anche andare a costruire un nuovo villaggio da queste parti. Eh, vediamo, devo capire come si fa, perché io non l'ho mai fatto. Burgage livello 1. Ma parto dal burgage? O c'è una struttura... no, mi sembra che devo fare le tende, se non erro. Allora, qui devo chiedere magazzino, stazione commerciale, punto di raccolta. Questo è per i muli, no? Stazione commerciale, vediamo. Mm, ma io posso fare un burgheggio qua, tipo. Cioè, volendo... Mm, chi me lo... Ah, tra l'altro, vediamo un attimo il terreno, scusate. Uh, ma ho preso una miniera d'oro, ragazzi. Ho preso una miniera d'oro. Mamma mia. Vediamo invece il terreno in mezzo. Già il terreno in mezzo completamente arido. Ma quella parte lì, ragazzi, è fenomenale. È fenomenale. L'acqua? Bene. Abbastanza ricca. Allora, devo capire come... Eccolo qui. Campi dei coloni. Ok. Quindi io posso fare i campi dei coloni, ma mi servono dei beni che sono però insufficienti. Ci vuole del tesoro nostro. Ok, capito. Ma in questo momento non posso farlo. Non posso farlo. Quindi devo raccogliere le decime, ho capito. Va bene. Allora, andiamo avanti. Intanto qui. Ok, qui intanto stiamo costruendo la casa. Stiamo tirando giù un po' di legno. Benissimo. Si è trasferita un'altra famiglia. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora posso continuare l'estrazione della pietra. No, lo stavo già facendo. Allora un altro uomo a tirare, a prendere il legname. Perfetto. Perfetto. Intanto vanno avanti le costruzioni. Ok, qui dovrebbero essere quasi arrivati. Ok, ma non manca tanto. 68% di efficacia. Vabbè, non molta però, va bene. Eccoli qui. Allora, mi piacerebbe mettere da parte le risorse, però inviamo alla città più vicina perché abbiamo bisogno di... quanta roba. 5 pelli. Cibo, perfetto. Ottimo cibo. E ricchezza, va, solo 86, vabbè. Non bene, ma non benissimo, insomma. Fatemi vedere, il magazzino, va bene. Secondo me possiamo reclutare altri uomini oltre a questi. Sicuramente. Allora, mandiamo adesso i nostri uomini che hanno recuperato le risorse, li mandiamo qui. Li avanziamo. Siamo ad agosto, dovremmo tranquillamente farcela per tornare indietro. Il re attaccava solo testate, ricordatevelo. Allora, qui siamo a posto. Potremmo recuperare anche qualche pecora per aumentare il filo, però va bene così adesso. Cerchiamo di lavorare le pelli con una struttura che ci serve, allora, che è quella della lavorazione delle pelli. La devo trovare. Dove sta? Dove sta? Allevamento di pecore, mulino. Non è qui, non è qui. Sarà qui. Ma l'ho anche vista prima. Eccola qua, la conceria. Allora, mettiamo giù una bella conceria. La conceria mi piacerebbe metterla verso magari verso qualche spazio. Così vado a occupare un po' troppo, secondo me, lo spazio disponibile. Mettiamola così a questo punto. Ok, e ci facciamo la conceria. Vediamo un attimo di fare una strada che non me la lascia fare. Me la lascia fare perché ho fatto una bella cavolata. Allora demoliamo questo e rifacciamolo. Una bella conceria. Ho lasciato troppo poco spazio.
Facciamo così. Ok, ci facciamo una strada in mezzo. Ok. E anche qui una strada così. Ok. Che rende un po' più reale, diciamo, la zona. Tanto la zona industriale, chiamiamola così, sta crescendo. Qui combustibile fa un po' fatica, il combustibile. Fa un po' fatica, bisogna capire se è perché c'è poco legna o no. Anche se non credo, qui ci sono 10 di legna. Non lo so. Non lo so, intanto vediamo l'esercito che si sta muovendo. Ok, piano piano ce la fa. No. Sono ancora fermi? No, ok, stanno andando. Ah, eccoli qui. So perché il cursore è così indietro, però va bene. Dai ragazzi, dai. Dai che dobbiamo recuperare un sacco di cibo, un sacco di legno, dobbiamo fare un sacco di roba. Allora, mi verrebbe quasi quasi da costruire un'altra casa. Allora, a parte che abbiamo fatto il burgage, eccolo qui, di livello 2, ottimo. Ci vuole prodotti... vedete, sono con la patch nuova che è stata inserita, ci vogliono più cose. Ci vogliono più cose da inserire. Più beni per aumentare il livello, va bene. Però non mi lascia, questa casa qui non mi lascia... Non mi lascia fare la specializzazione. No, sembrerebbe di no. Quanto è per arrivare? Ok, me ne serve un'altra di livello 2. Sembrerebbe di no. Strana questa cosa. Io pensavo che invece ci fosse. Invece non posso assolutamente migliorarla. Quindi c'è bisogno comunque dello spazio qui per poterlo fare. Questa cosa non mi piace. Io pensavo di poter dare un qualche aiuto, cioè un qualche ehm, utilizzo a queste case, invece no, allora non conviene farle praticamente, quindi queste case. Assolutamente. Allora potrei fare una conceria, oppure fare anche così, e fare una casa un po' più ordinata in questo modo, oppure dividerla in due case. No dai, teniamola così e facciamo un'altra strada. Deposito generico pieno. Perché i tipi qua non riescono a stare dietro, infatti. Allora togliamo qui una persona e mettiamola qui nel magazzino. Ok, acceleriamo un pochino. Ah, a proposito, scusate. Perché qui acceleriamo ma l'esercito rischia poi. Ok, andiamo avanti. Lasciamoli radunare. Siamo ancora ad agosto, quindi siamo belli tranquilli. Però l'aria sta iniziando a rinfrescarsi. Sentite il vento che ulula? Io lo sento, se voi non lo sentite, ma io lo sento. Ok, qui possiamo specializzarci. Andiamo a farci una specializzazione a questo punto. Quindi, ma scusate, ma se io mi specializzo qui, vedete, qui posso specializzarmi, ma devo per forza migliorare la casa. Ok, allora facciamo che mi specializzo qui e potrei fare la bottega. Qui abbiamo costante la carne e pelli da bestiame in eccedenza e la produzione di salsicce utilizzando sale e carne. Ah, in eccedenza. Costante la produzione di carne e pelli dal bestiame in eccedenza. Ok, quindi questo non posso farlo. Balestre e archi, partendo da quale materia prima non lo so, potrei costruire degli elmi. Dopo aver sbloccato la fabbricazione di armature avanzata e maestria nella fabbricazione di armature. Ok. Oppure potrei usare questo. Consente la produzione di indumenti, mantelli, gambeson. Bisogna vedere con che tessuti. Scarpe. Consente, bene, parti abbiamo visto prima. Parti partendo da... no, vabbè, questo è per scudi. La birra dal malto, questo sarebbe interessante da fare. Consente la produzione di attrezzi, lance, armi da fianco e parti di ferro. Di attrezzi, lance, anche questo non sarebbe male. E il pane utilizzando la farina. Non so cosa possiamo andare a produrre. Ne facciamo una giusto per vedere, dai. Sblocchiamola. Facciamo questo upgrade, miglioriamo queste case che non sono più di paglia, ma iniziano a diventare qualcosina di più.
Intanto qui abbiamo preso un magazzino in più. Ci servono ancora delle case, comunque. Allora, qui lo facciamo diventare, direi, un recinto per gli animali. Sì, lo facciamo diventare un recinto per gli animali. Ok, intanto le assi scendono. Beh, però facciamo così, ragazzi, non c'è alternativa. Dove sta invece la nostra... ok, il nostro esercito è qui. Fatemi vedere loro dove sono. Ok, sono ancora lontani, belli tranquilli. Noi come siamo messi? No, siamo messi abbastanza bene. Allora, io mi posizionerei... ok, sono partiti. Allora, eccolici qua. Mettiamoci un po' più indietro, per favore. Ok, così stiamo lontani. Guardate qui che bella questa salita. Per costruire poi un forte, qualcosa qui sopra, sarebbe fantastico. Allora, e riuniamoci per favore. E si era rimasti indietro, vabbè. Diciamo che l'IA nel spostare l'unità non è proprio ferratissima. Ok, e attendiamo adesso il combattimento. Ok, la stance è cattiva, va bene. Siamo belli uniti. Ok, sono tutti da un lato, questa cosa mi preoccupa, però ormai la frittata è fatta. Ok, attaccano. Ok, si distribuiscono abbastanza, dai, alla fine. Ok, sono andati anche di qui, perfetto. Ok, il primo impatto è abbastanza buono. Ok, sono arrivati altri due. Occhio perché questi ci possono circondare. Infatti guardate che ci circondano, gli infami. Però ho già perso due uomini. Questo è buono. Questo addirittura ci fa l'agguato dal dietro, l'infame maledetto. Però ragazzi, noi abbiamo veramente il doppio delle loro lance a disposizione quasi. E quindi per ogni colpo ne ammazziamo, ne facciamo due. Intanto, ok, costruzione terminata il Burgage, perfetto. Dai, 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 schiacciamoli, schiacciamoli, perfetto, se ne sono andati, ottimo. E ora possiamo correre perché l'esercito non ci serve più, quindi corriamo, cioè spero, e andiamo a prenderli. Andiamo a farlo, dai, dai, dai. Poi dovete correre all'indietro perché dovete recuperare e ritornare nelle varie posizioni. Ok. Qua ci vuole ancora un bel po' di tempo per fare delle altre case. Purtroppo non ci arriva più. Ok, abbiamo solo uno spazio in più. Allora, qui potrei fare una casa in più. Non è il massimo dove ho la bottega, però va bene. Dovremmo farne due così, volendo. Però non ho legno a sufficienza. Devo aspettare un attimo. Ok. Vediamo di... ok, nuovo messaggio per noi. Inviate la città più vicina. Wow, qui abbiamo ottenuto diverse... wow, 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 wow. Tante cose abbiamo ottenuto, ragazzi. Buono. Ottimo, questo è un'ottima cosa. Buonissima. Ok, adesso li facciamo tornare indietro. Tornate qui per favore. Anche perché soffia il vento, soffia sempre più. Bene, abbiamo 223 di denaro adesso, tanta roba. Possiamo recuperare un bel po' di armature, di armi, cioè scusate, per il nostro esercito. Bene. Per il resto come prosegue? Allora, qui prosegue abbastanza. Qui non capisco perché non sia stato ancora fatto. Andiamo a potenziare un po'. E digli zio, mi devi fare sta roba. Anche qui in realtà molto alta. E andiamo avanti abbastanza velocemente. Qui il mercatino deve essere enorme per ora. È veramente 3 bancarelle del cazzo, però ci può stare. Ok, continua ad arrivare scudi e lance. Perfetto. Ora che riuscirò a produrli in casa però sarà un po'... sarà difficile. Io vorrei sapere perché nessuno ancora costruisce. Vengono qui a costruire quando mancano i materiali. Ma che è forte sta roba, E qui ci sono... qui mancano i materiali, qui ci sono tutti e non vengono a costruire la casa. Ah, santa pazienza. Intanto qui
I nostri amici della segheria stanno tirando giù tutto, l'impossibile. Ma va bene così. Ok, siamo un po' più vicini. Qui l'efficacia è praticamente andata a farsi benedire. Ma va bene. La recupereremo. Siamo balzati a 11 mesi, wow, perfetto. Anche il combustibile è salito, ma probabilmente poi d'inverno ne pagheremo le conseguenze. 206. Bene. Secondo me siamo arrivati forse al massimo, delle robe che abbiamo impostato. Dobbiamo far rientrare l'esercito per aumentare il numero di uomini che possono utilizzare le lance e gli scudi. Dai, 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 che va. Costruiamo, costruiamo. Dai, fatemi queste case, maledizione. Qui stiamo estraendo la pietra, perfetto, che è infinita. Qui ancora siamo ancora lontani. Ci vorrebbero 2 persone nella costruzione, perché è vero che c'è più gente al magazzino, ma... Ok, abbiamo raggiunto un livello, quindi vediamo se ce la fa sbloccare. Sì, ce la fa sbloccare, presto in arrivo però. Non possiamo utilizzarla. Vabbè, è uno dei limiti, ragazzi, di questo game. Va bene così. Va bene così, non possiamo andare avanti con le carte. Peccato, perché almeno il secondo livello potevano lasciarlo, però va bene. Stagione della raccolta è iniziata, noi non raccoglieremo, ci sarà l'altra struttura per poterlo raccogliere. Qui siamo a un K. Allora, un K, io non mi ricordo adesso quant'è la rimedicazione, ma secondo me è 1000, signori. Rimedichiamo anche questa regione e siamo a posto, ragazzi. Ok, gli uomini sono arrivati. Ok, andiamo a rompere le unità. Perfetto, abbiamo rivendicato 3 regioni, tra l'altro confinanti, quindi possiamo anche fare qualcosa di carino, interessante. Qui possiamo non fare le difese, perché ci saranno queste a difenderle, comunque adesso vedremo. Dai, dai, abbiamo rivendicato 2 terre, ottimo, quindi vuol dire che qualcuno di loro è rimasto senza. Il problema è, riusciremo a difenderle? Wow, 30 su 36, ragazzi, bene. Bene, 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 30 su 36, tanta roba. Allora, potremmo fare un investimento, prendere un cavallo. Potremmo prendere un cavallo, visto che siamo in una situazione ehm, di denaro abbastanza elevata. Anche se non mi fa impazzire il prendere un cavallo, perché non ho moltissime cose da commerciare per ora. Però è un investimento che facciamo più avanti. Allora, oppure ci prendiamo delle pecore. Cosa dite? Ci prendiamo 2 pecore. 2 pecore. Le portiamo a 4. Così ci rendono un po' di più. Dai, facciamo così. Prendiamoci delle pecore. Abbiamo tolto una persona e quindi la togliamo a un'attività, vediamo. Allora, la togliamo qua per ora. Ok, non siamo ancora in grado di difenderci, però qualcosina. Abbiamo quasi un esercito pieno. Comunque 30 persone sono più che sufficienti per battere diciamo alcuni banditi, perlomeno. Ok, qui abbiamo altre risorse che sono state tolte, perfetto. Quindi vuol dire che è arrivata delle nuove armature, o comunque scudi o lance. Poi vediamo qui le capre quando arriveranno. Ok, qui stiamo recuperando, perfetto. Guardate qui, ah, si moltiplicano allora. No, 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 allora non compriamole. No, 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 no. Fermi, fermi, fermi. Fermi tutti. Non compriamole, assolutamente. Non so se è già stato fatto, però lo togliamo assolutamente e mandiamolo qui e generiamo del filo che potremmo vendere a questo punto. Allora, fatemi vedere. Filo 140 per aprire, porca miseria, e vale 2 però, che poi alla lunga diventerà 1, però potrebbe aiutarci a sostenerci, ecco.
ora vediamo. Io vorrei capire quando mi fanno questi burgage. Vabbè. Allora facciamo una bella cosa, togliamolo un attimo da qui ancora e lasciamolo alle costruzioni. È stato avvistato un accampamento di banditi. Dove? Ok, bene, l'unica regione che non abbiamo rivendicato, direi che ci sta. Direi che ci sta. Andiamo avanti. Direi che ci sta alla grande. Ok, perfetto. Abbiamo l'Enfield. Perfetto. Che dovrebbe essere una regione molto militarizzata, secondo i miei gusti. Qui non ci hanno ancora costruito niente. Ragazzi. Perché 0? Perché si è settato sull'Enfield? No, dai, non può essere 0 qui su questa regione. No, è impossibile. Sì, 0 famiglie, va bene, dai. Aspettate, riclicchiamo qua sopra. Ok, siamo a posto. No, perché? Allora, bestiame, ne abbiamo un po', di bestiame. Ne abbiamo un po'. Quindi in eccesso viene maciullato dal tipo. Ma ora che arriva in eccesso questo passerà un bel po'. Va bene. Però dai, piano piano intravedo delle economie diverse. Qui è stata fatta la fornace, finalmente. Facciamo un rifornimento di 5, per favore. Ok. Bene, adesso qui ci sarà un'altra famiglia disponibile. E poi faremo un'altra abitazione, per forza, mi verrebbe da dire. Perché ci servono risorse. Poi arriverà un bel giorno che il problema sarà il cibo. Intanto il granaio mi chiede pietà per i lavoratori, perché ha tante cose da smaltire. Vediamo se assegnargli un lavoratore anche al granaio, non lo so. Ok, questo ha finito. Lo togliamo, allora questa la assegniamo al granaio. E voilà. Persona in più, in modo tale che si prende un po' le risorse di cibo. Tanto questo poi è finito e siamo a posto. Finalmente burgage fatto, grazie. E andiamo a farne subito un altro, perché secondo me riusciamo a reggere botta, almeno per ora. Facciamo una stradina così per collegarle, e qui facciamo la casina. Ok, ottimo. Qui potremmo fare una casa fatta così. No, vabbè, la facciamo fatta bene. Guarda, così. E anche estetica. Altre 2. Ok, è stata fatta la bancara del cibo. Perfetto, il nostro mercato si sta iniziando a ingrandire, che è ancora molto piccolo. Cioè, sì, comunque ancora molto piccolo. Però vedrete che piano piano poi lo riempiremo anche lui. Qui potremmo espanderlo ancora, però aspettiamo, perché abbiamo diverse case. 78 di ricchezza regionale, quindi non siamo aumentati ancora con i cittadini, ma forse perché siamo al limite dei cittadini, secondo me. Perché fatemi vedere, esatto, lance, mancano in realtà 2 scudi. 2 scudi mancano. Ok, comunque iniziamo a costruire. Qui abbiamo altri lavori disponibili. Ragazzi, iniziamo a diventare un po' pieni con i lavori. Questa zona poi devo chiuderla. Sarebbe anche da costruire le impalcature, le mura, insomma, un sacco di roba ancora. Ok. Allora, conceria terminata, e ci buttiamo dentro una persona a lavorare, in modo tale che sgraviamo lui da avere 126. Perfetto, è arrivata un'altra famiglia, ottimo. Questa famiglia la mettiamo alla fornace. Ok. Pian piano iniziamo a occupare tutte le risorse. Scusate, tutte le risorse, tutti i lavori. Piano piano, sperando di non andare sotto col cibo, anche perché adesso arriva l'inverno, quindi. Ok, qui c'è qualcuno che lavora. Gli diamo. Allora, lui ha abbastanza campo. Diamo abbastanza campo.
Questo devo capire ancora cosa vuol dire macelleria fatto così. Scusate, ma io posso volendo... questo qui non li avevo segnato, maledizione. Un'unità di carne e una di pelli, assolutamente. Vediamo se... infatti stavo dicendo, andiamo se c'è qualcuno. Qui 2 di carne. Non vorrei essermi perso qualcuno. Adesso faccio il controllo, ma... No, ok. Ok, ci siamo tutti. Va bene. Va bene. Ok, qui abbiamo delle pelli. Stavo dicendo, posso riconvertirlo questo negli altri? No, mi rimane così. E anche questo non posso più convertirlo, no, posso solo farlo salire di livello. Ok, quindi devo fare una scelta ponderata. Allora, vediamo cosa fare quindi a questo punto. Dobbiamo un attimo giostrarci sulle risorse. Per ora io questo o facciamo ancora carne o magari qualche orto. Io farei quasi quasi l'orto. Facciamo un po' di orto perché possiamo recuperare diverso cibo con l'orto. Poi anche una superficie grande. E inoltre abbiamo anche l'impollinazione che ci dà una mano. Ok, più 13. Il cibo comunque resiste, per ora siamo messi abbastanza bene. È anche vero che devono arrivare 2 altri coloni, quindi vediamo. Raccolta di cortecce. Ah, vedi? Ah, vedete? Ah, ok, quindi la conceria è migliorata dalla presenza della parte boschiva. Bene. Anzi, ho 0 di denaro. Molto male. Molto male. Bene, qui siamo al completo, ragazzi. Allora, vediamo se io ne faccio un altro. 2 da 18. Ok. Adesso i banditi potremmo cavarcela contro i banditi. Mi preoccupano solo gli altri. Allora, sapete che potremmo anche evitare di adesso comprare delle armi? Vabbè, continuiamo a comprarle, però secondo me potremmo evitare di farlo. E potremmo evitare di farlo. E vado, quanto si sono espansi questi. Tantissimo. Tantissimo. Dicevo, potremmo evitare di farlo e di andare direttamente con gli elmi per potenziarli, però non lo so. Non so se conviene, perché poi quando perdo un uomo vuol dire che perdo tanta roba. Cioè tanta roba. Quindi non lo so. Allora, qui intanto stiamo facendo... Ok, quindi cosa facciamo noi? Risorse per manutenzione. È stata una manutenzione, va bene. Ma cosa stiamo producendo qui, scusate? Infatti, immaginavo ci fosse un problema qua. Ci mancano questi qui, gli attrezzi. E quindi dobbiamo tirarli giù da queste case. E parti di ferro. Però non ci dice da dove derivano queste cose. Qui ci manca denaro, quindi se non abbiamo denaro, insomma è un bel casino. Allora facciamo quello che ci siamo detti. Per ora stoppiamo il commercio. Tanto sono saliti di prezzi, mannaggia loro. Ok, stoppiamo il commercio delle lance e degli scudi. E andiamo a fare un commercio, cioè cerchiamo di recuperare di denaro perché dobbiamo assolutamente, questo lo togliamo, perché dobbiamo assolutamente prenderci un po' più di risorse, di denaro in realtà, per comprarci poi gli attrezzi o comunque potenziare le case per avere gli attrezzi. Assolutamente, però ragazzi io direi che lo vediamo nel prossimo gameplay, siamo già arrivati a un buon minutaggio. Io vi ringrazio di essere rimasti con me. Sì, qui l'ho tolto l'omino, va bene. Quindi siamo più 2. Quindi dobbiamo pensare anche dove mettere il prossimo omino. Speriamo di non avere problematiche con il cibo. Però siamo a 11 mesi ancora. Quindi non siamo peggiorati.
Con le riserve abbiamo conquistato 2 terre su 4 disponibili, questo è ottimo, e vediamo un attimo come andrà il prossimo gameplay. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una prossima puntata. Ricordatevi like o commenti se volete sostenere la serie. Bella raga!